Parliamo anche di cose buone perché la festa si lega tantissimo con l'enogastronomia e qui in Sicilia ne abbiamo da raccontare veramente tante. Qual è il cibo tipico del giorno di festa di Sant'Agata? Allora, in questo quartiere, che è il quartiere più antico, è il quartiere della Civita, si fanno i ceci nella giornata di oggi. Poi i dolci sono particolari, le minnuzie di Sant'Agata, le olivette, i torroni, questi sono particolari in questi giorni, si trovano soprattutto in questi giorni. Rispetto al passato, lei vede delle novità, i giovani come rispondono? Allora, rispetto alla tradizione la festa è un po' variata perché una volta ad esempio le donne non indossavano il sacco, c'erano solo gli uomini. Da un po' di anni anche le donne vogliono partecipare alla festa e lo stanno facendo in modo brillante, partecipando tranquillamente anche loro. I tempi si sono dilatati tantissimo, non si riesce oggi a seguire tutta la festa per intero, si fa a spezzoni, un anno un pezzo, un altro pezzo, perché con una giornata di questa Sant'Agata potrebbe arrivare domani mattina al Duomo a completare il giro e quindi è impossibile seguirla un po' tutti. Ricordiamo che siamo noi, diciamo, nella parte finale della processione dove c'è la Santa, però davanti a noi per diversi chilometri si allungano i cerei, le candelore. Le candelore sono un'altra parte molto folcloristica della festa, particolare erano i ceri votivi che tutte le categorie, dei pescivendoli, i panettieri, i fiorai, i pizzicagnoli, portavano a Sant'Agata il giorno della festa. Loro sono avanti perché hanno i loro tempi e quindi devono anche procedere con un certo... Si cammina con la famosa annacata, no? Certo, e la parte più bella sarà oggi pomeriggio con la salita di San Domenico e domani sera o nelle mattinate la salita di San Giuliano, che sono i punti cardine della salita delle Candelore. La ringrazio, buona festa, viva Sant'Agata, viva Catania! Sempre, sempre, viva Sant'Agata!